L'ultima ordinanza Musumeci per contrastare il virus ed evitare gli assembramenti nei locali pubblici scarica la responsabilità ai comuni che adesso rimbalzano la palla nuovamente al governatore. L'ordinanza Musumeci di fatti attribuisce alle amministrazioni locali la responsabilità dei controlli che fa immediatamente infuriare l'ANCI, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il governatore vieta solo gli eventi in discoteca al chiuso che erano già non possibili prima, mentre per tutto il resto si limita a dare indicazioni di massima e delegare i controlli ai sindaci senza garantire risorse e mezzi adeguati. Quello che ci spaventa, dichiara Alvano, segretario generale dell'Associazione dei Comuni, è la possibilità reale di applicare le misure soprattutto per evitare gli assembramenti. Musumeci infatti da un lato impone i tamponi ai migranti, ma non interviene sui reali rischi provocati dai siciliani. Per gli eventi all'aperto viene solo stabilito un limite di pubblico con un'indicazione di non ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, una indicazione che non è un obbligo, e poi delega ai comuni controlli ed eventuali sanzioni. La protesta si allarga e coinvolge direttamente i gestori delle discoteche. Noi gestori, dice Bianconi, vicepresidente del sindacato italiano locali Ballo, non possiamo multare le persone se non indossano la mascherina, vorremmo un accordo con le forze dell'ordine per essere aiutati a far rispettare le regole. Affronta anche la questione del Ferragosto, limite del 40% delle presenze che un esercizio può contenere ed obbligo per gli organizzatori di comunicare l'iniziativa alle prefetture e ai comuni che poi devono controllare. Il governo aveva annunciato dei fondi per avviare i controlli sulle spiagge, ma nessun euro è arrivato ai comuni. 70 milioni sarebbero stati girati alle amministrazioni locali per gestire la sorveglianza in spiaggia, così dichiarava qualche mese addietro Cordaro e Razza, assessori del governo Musumeci. Adesso i sindaci si attrezzano per vietare gli eventi in spiaggia. Modica e Scicli hanno già chiuso le coste di notte, Cefalù idem fra il 14 e il 15 e così via, un elenco lunghissimo di piccoli e grandi comuni, ed in queste ore è già pronto l'incontro in prefettura ad Agrigento del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per stabilire come organizzare e gestire la situazione del Ferragosto e soprattutto attivare la macchina dei controlli.